Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, la nostra regista dalla bellissima e giovanile voce. Un abbraccione grande, grande a Tina, grandissimo, al nostro Matteo, che è un amico, prima ancora che segretario della Lega, e a tutti voi radioascoltatori, 14, compresi i gatti e animali vari che assistono alla trasmissione. Insomma, siamo pochini, ma ci siamo. Ora, in queste ore, dalle prime ore di questa mattina, è in corso l'ennesimo capitolo della terza guerra mondiale, iniziata 4 anni fa. Gli Stati Uniti e con l'aiuto col supporto di Israele hanno attaccato Teheran, la capitale dell'Iran, il cuore del regime sciita islamico, della teocrazia persiana. È l'ennesimo capitolo di questa guerra mondiale che pone un riassestamento delle aree di influenza del potere a livello mondiale. La Federazione Russa avanza molto poco, ottiene molto poco in Ucraina. L'impero statunitense intanto allarga il suo potere su aree che in precedenza rientravano nell'influenza russa. Teheran, l'alleato pur non dichiarato della federazione, Teheran adesso viene direttamente attaccata e l'obiettivo è quello di far crollare, uno degli obiettivi è quello di far crollare il regime dei preti sciiti. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che nell'assenza di principi, valori e senso generalmente condivisi, da 4 anni a questa parte si è dato luogo alla forza. Le armi sono ciò che conta, sono ciò che la forza militare è ciò che serve, tra virgolette, a risolvere i conflitti. Questo è il dramma. Non ci sono altri strumenti. Non sono stati elaborati altri strumenti che siano pacifici, che non comportino spargimento di sangue, vittime, distruzioni. Da 4 anni l'Ucraina è massacrata, e il suo popolo è massacrato. Da 4 anni oltre 1 milione di russi, specialmente dell'est asiatici, hanno perso la vita nella guerra in Ucraina. Decine di migliaia di palestinesi sono stati sacrificati nell'ambito di questa guerra dopo che i loro governanti hanno deciso di schierarsi, di aprire il fronte del Mediterraneo, schierandosi, pagati probabilmente da Teheran, schierandosi con la Federazione Russa. E adesso, purtroppo, quello che vediamo è una marea di morti, una marea di distruzioni. Non ci sono altri strumenti. E qui mi riaggancio alle nostre conversazioni umili con 14 radioascoltatori, umili conversazioni che però guardano a ciò che è accaduto in un periodo cruciale in cui si sono formate idee, si sono posti dei problemi che anche in quel caso sono stati affrontati con guerre, ma che hanno avuto anche uno sviluppo ulteriore.
uno sviluppo che spiega o fa capire ciò che manca oggi. Ci riferiamo a quel periodo che va dal 1840 al 1870, adesso guardiamo più dal 1870 in poi, che ha posto il popolo italiano, tutti, dal più acculturato al più ignorante, davanti a una scelta decisiva. Il Papa, autodichiaratosi, o meglio, attraverso il Concilio Vaticano I, chiuso soltanto col Concilio Vaticano II, quasi un secolo dopo, si è autodichiarato infallibile in materia di fede, però quando uno è infallibile in qualcosa non può essere tantomeno in tutto il resto, dichiara che senza i suoi territori, dei quali è stato spogliato dai Savoia, non può esercitare la sua funzione di rappresentante di Dio, del Dio cristiano in terra. Non può essere pienamente il vicario di Cristo in terra, perché ha bisogno di quelle terre lì. E chi gliele porta via è scomunicato e ha commesso sacrilegio. Dall'altra parte c'è un popolo che trova come canale di affermazione della sua identità, del suo esserci, lo trova nella composizione delle nazioni, cioè i potenti, quelli che una volta usavano il popolo come mero strumento di potere, devono in qualche modo fare i conti e riconoscere che attraverso l'istituto nazionale, che senza il popolo alle spalle, senza la nazione, loro in guerra non ci vanno e non ottengono nulla. Quindi quello che è l'apparato nazionale che viene a formarsi è un apparato che poco o tanto ma riconosce il peso, il valore, l'importanza del popolo. Non ne riconosce ancora il kratos, il potere, la potestà. Non riconosce al popolo il fatto che sia lui stesso ad autodeterminarsi, sia sovrano, quindi, perché il sovrano è un altro, è il re, ma riconosce che ha un peso, ha una sua importanza che deve essere consultato. La formula era il re tal dei tali, Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele III, quello che volete voi, Umberto I, per volontà del popolo, per grazia di Dio e volontà del popolo, re d'Italia. Quindi viene viene citato il popolo come causa del potere esercitato dal sovrano, dal re. Ora, il popolo italiano vive una particolarissima crisi, un particolarissimo momento. Il particolarissimo momento è quello di scegliere fra la propria fede come vissuta anche come potere temporale o distaccarla, cioè dire un momentino, la fede cristiana è una cosa, le necessità e gli eventi storici, gli eventi bellici sono un'altra. E questo va a coinvolgere tutti, dal più ignorante al più acculturato. Ora, è un principio, è una scintilla, formidabile scintilla, di democrazia. È lì la scintilla della democrazia, nei tempi recenti, quasi 2 secoli fa. E cioè, il popolo si attribuisce, o al popolo viene attribuita, le vicende storiche gli attribuiscono il potere di scegliere da sé fra un'idea e un'altra.
La teocrazia data dallo Stato pontificio viene messa in discussione di fronte al problema di una parziale soluzione dell'oppressione dei popoli attraverso la creazione, il valore loro attribuito nell'ambito nazionale. Questo. E di questo tutto il popolo è consapevole. C'è il non expedit, il Papa dice con questi manigoldi non ci deve essere nessuna trattativa, non ci deve essere nessun appoggio, nessuna partecipazione. Il popolo, tutto sommato, rimane perplesso, fermo, non dà ragione né all'uno né all'altro. I cattolici dicono il Papa poverino non ha più neanche la sedia dove sedersi, in questo alimentati dalla propaganda del clero, però non ci sono ribellioni, non ci sono comportamenti di massa, sono movimenti popolari in favore del Papa. Nessuno si muove. E a questo punto perché adesso si capisce che c'è una scelta da fare che è importante. Ed è una questione, il 98% della popolazione, almeno statisticamente, risulta essere cattolico, ed è una questione che riguarda i cattolici. Non riguarda, contrariamente a quello che oggi si vuol far credere, i socialisti. Il Partito Socialista nasce soltanto dopo, alla fine del secolo. È una questione di coscienza che riguarda i cattolici. E con l'opera dei congressi 1874 la discussione entra nel merito. C'è chi, vescovi compresi, ritiene che si debba collaborare, si debba comunque partecipare al potere, al nuovo potere instaurato in Italia dai Savoia, a condizione che il cattolicesimo sia la religione ufficiale dello Stato, del nuovo Stato, così come doveva essere negli 7 stati precedenti alla unificazione, e c'è chi ritiene di aderire pienamente al non expedit e che effettivamente per il Papa sia indispensabile avere i suoi territori, il suo potere temporale per poter esercitare adeguatamente la sua funzione. Lo Stato, il Regno d'Italia, lo Stato, approva la legge delle guarentigie per garantire comunque al Papa di potersi sedere almeno sulle sedie, insomma, per dargli un minimo di indipendenza, perché è il minimo che devi lasciare al capo di una Chiesa che è universale. E unilateralmente approva queste leggi, le approva quasi all'unanimità, con la partecipazione delle 2 formazioni politiche allora esistenti, i repubblicani e i liberali. I liberali prevalentemente massoni, i repubblicani contrari ovviamente al re e parteggianti per un maggior peso del popolo nell'ambito delle decisioni. Socialisti non se ne parla. Che cosa i socialisti vengono dopo? Perché? Che cosa manca? Che cosa si accorgono i cattolici che manca nell'ambito della loro potentissima, profondissima riflessione, spesso ignorata, poco conosciuta comunque? Manca una dottrina sociale, cioè le stesse gerarchie ecclesiastiche non hanno mai provveduto ad affrontare i problemi reali, i problemi della realtà del popolo di Dio, e non hanno mai predisposto degli strumenti tali da praticamente agevolare o comunque indicare
la via di un'applicazione pratica del cristianesimo, cattolicesimo professato rispetto alle esigenze della vita quotidiana. Non c'è, manca. È un'assenza spaventosa, è un vuoto che non c'è, qualcosa a cui attaccarsi, da cui partire, che manca. Quando dammi un punto d'appoggio ti salverò il mondo, il punto d'appoggio non c'è. Ed ecco che in questo vuoto si inserisce il socialismo. Si inserisce il socialismo perché? Perché il socialismo predica un radicale cambiamento dell'appartenenza della ricchezza, dell'appartenenza del potere. Dice il socialismo, i potenti dell'epoca, dal re ai vari nobili, ai vari proprietari terrieri, sono degli abusivi. È gente che abusivamente detiene la ricchezza e il potere, che invece dovrebbe spettare alla massa, non al popolo, alla massa, a coloro che quella ricchezza la producono, cioè i contadini, gli operai, si sta creando l'industria, quindi gli operai, ma soprattutto i contadini, la massa popolare, la indistinta massa popolare, che è cosa diversa dal popolo. Qui la massa popolare in quanto tale, in quanto lavoratrice. È lei che produce quella ricchezza di cui godono i potenti, la proprietà è un furto, spetta a loro la ricchezza, il potere. Quindi è prima di tutto una teoria di cambio di appartenenza del potere, di cambio di appartenenza della ricchezza. Nell'assenza di una dottrina sociale cattolica, quella affermazione fa presa sulla massa, perché la massa è comunque oppressa. Sul popolo, il popolo è oppresso, fa presa sul popolo, ma sulla massa. E non distinguendo fra massa e popolo, si afferma e diventa cultura, entra a far parte della cultura del popolo. Ed è il provvidenziale, tra virgolette, mezzo mediante il quale, ecco la leva, dammi un punto d'appoggio, ti solleverò il mondo, è il punto d'appoggio sul quale il popolo fa valere i propri diritti, comincia a far valere i propri diritti e si ribella all'oppressione dei padroni, perché è un'oppressione di tipo feudale ancora, veramente indecente. Quindi il socialismo ha questo grandissimo merito, è il punto, è il mezzo mediante il quale gli oppressi cominciano a far valere i loro diritti. Anche questo è un gradino, un passettino verso la consapevolezza che al popolo spetta un potere proprio, potere autonomo, che deve però sapere esercitare, deve essere effettivo. Per essere effettivo deve poterlo esercitare. Però è un piccolo passettino sulla strada della democrazia, su presupposti, a mio avviso, sbagliatissimi, infondati, però non stanno in piedi. Infatti il professor Popper lo dimostrerà, come sotto il profilo economico dimostrerà l'infondatezza il professor von Mises, ma però è il punto d'appoggio sul quale il popolo contesta. E nell'ambito dell'opera dei congressi, intanto si sviluppa anche da un lato il contrasto, perché è il contrasto con il socialismo ritenuto, ed è tale, non compatibile con il messaggio cristiano, ma dall'altro anche la consapevolezza che con i poteri terreni creati dalle vicende storiche, il cristiano, colui che vuole vivere da cristiano la propria vita, deve comunque confrontarsi, deve comunque avere a che fare
perché altrimenti il cristianesimo diventa qualcosa di astratto, qualcosa di spirituale, di ascetico, che ha niente a che fare con la realtà pratica. E Gesù è venuto a confrontarsi con una realtà pratica, quella addirittura combattendo, lasciandoci la vita, contro il Tempio, che è il potere teocratico allora esistente in Israele, potere delle gerarchie, allora esistente in Israele. Ora, quindi in questo crogiuolo magnifico, interessantissimo crogiuolo di idee, di contrapposizioni, di riflessioni profondissime, perché abbiamo a che fare con la riflessione sul potere temporale che potrebbe o non dovrebbe o non potrebbe spettare a chi rappresenta Cristo in terra. Su questo si formano le prime idee di democrazia, si formano le prime idee di effettività del potere popolare, cioè si forma la convinzione che in effetti, tutto sommato, il potere, Kratos, spetta al demos, al popolo, e non ad altri, che quindi possono essere le più svariate le forme di gestione del potere, ma il potere in sé deve spettare al popolo. Nasce qui, nella coscienza popolare, nasce qui, sono qui i germi del pensiero democratico, che va a riprendere un qualcosa, un tipo di pensiero che era già maturato, pensate, nel Medioevo. È né più né meno che uno sviluppo di quello che è avvenuto nell'epoca dei comuni. La famosa, l'abbiamo richiamata più volte, la famosa battaglia di Legnano, ma più che altro la pace di Costanza, cioè i comuni che obbligano l'imperatore a prendere atto della loro esistenza, della loro importanza e del fatto che se l'imperatore, il grande imperatore Federico di Hohenstaufen, vuole la pace, deve rivolgersi al popolo, deve accordarsi col popolo, coi comuni. Allora, questa idea sviluppata attraverso anche il pensiero, ad esempio, di Carlo Cattaneo, un grandissimo, ignorato, ma è un gigante del pensiero politico dell'Ottocento, attraverso il pensiero di un Carlo Cattaneo, questo elemento, questo dato oggettivo è qualcosa che viene avanti, viene portato avanti. La Chiesa Cattolica, le gerarchie della Chiesa Cattolica capiscono che la questione è diventata ed è drammatica. Viene eletto dopo la morte di Pio IX Leone XIII, e Leone XIII inizia un'opera di divulgazione, di emanazione di regole di dottrina sociale. Per la prima volta si parla di dottrina sociale della Chiesa, dottrina sociale che fanno da collegamento fra la realtà pratica, quella che è venuta formandosi, qualunque essa sia. Non rinuncia lui ovviamente alla non expedite, non rinuncia non va a svergognare l'opera del suo predecessore, però emana questa, la Rerum Novarum, l'enciclica, la grande enciclica Rerum Novarum. E anche in questo che cosa fa Leone XIII? Leone XIII sceglie una via di mezzo, rifiuta il socialismo perché è incompatibile, è inconciliabile con che se ne dica, che ne dicano oggi i vari personaggi che si dichiarano cattolici e socialisti nello stesso tempo. È inconciliabile, teoreticamente inconciliabile.
con una dottrina cristiana, ma dall'altro lato anche sceglie una via che non sia di appoggio ai poteri assoluti, come sostanzialmente la Chiesa, appoggiandosi di qua o di là, aveva sempre fatto fino a quel momento. Sceglie una terza via e guardate qual è la cosa che non si sa poco, ma è fondamentale. Cioè, forse sbagliando, forse no, in parte sbagliando, in parte no, però la Chiesa Cattolica, Leone XIII, si guarda indietro, guarda all'epoca comunale, quella che ho citato prima, né più né meno, e parla e vede nella la soluzione sociale del momento, che sarà poi soluzione anche successiva e che ci interroga ancora oggi, vede la soluzione sociale nella ricreazione di un modello di società medievale, con le corporazioni, cioè una società verticistica, principio di sussidiarietà, società verticistica rappresentata da corpi intermedi che sono le corporazioni, la riedizione delle corporazioni medievali. Questa è la via che la dottrina sociale della Chiesa, inaugurata con la Immortale Dei e con la Rerum Novarum da Leone XIII, intraprende. Cioè, sostanzialmente, una concezione di questo tipo. Il potere, l'efficacia della vita di una società nasce dal basso, nasce necessariamente dal basso. Là dove l'organizzazione più bassa, faccio per dire la famiglia, non arriva a risolvere le situazioni, deve rivolgersi all'ente superiore, quella che può risolverlo. Se neanche l'ente superiore riesce a risolverlo, si va più in alto ancora. Ma questo deve anche corrispondere all'esistenza di organismi intermedi che fanno da collegamento dal basso, dal più basso, sempre sulla base del diritto naturale, di ciò che la natura e l'organizzazione sociale naturale richiede, che dal più basso va al più alto. Questi organi intermedi, l'organo intermedio, gli organi intermedi principali di collegamento tra famiglia e attività lavorativa, viene individuato nelle corporazioni. Ed è lo sviluppo su questa catena di sviluppo che una società non è più né capitalistica, quindi col predominio dei padroni, né capitalistica, né proletaria, nel senso organizzativo, strutturale, voluto dal socialismo, dove praticamente comandano quelli che controllano le organizzazioni. Ecco, questa è la grande novità della fine dell'Ottocento nell'ambito di un popolo cattolico che è stato chiamato ai primi risvegli di democrazia, Demu Kratos. Il mio tempo è finito, io vi ringrazio, saluto la nostra regista dalla bellissima e giovanile voce, un abbraccione grande grande a Tina, una pacca sulla spalla grande grande a Matteo e, a Dio piacendo, a risentirci sabato prossimo alla stessa ora, alle 10.